Siamo in onda, Benve- ragazzi. Ciao Benvenuti Mardi a Duccio. e bentornati su Interisma Furlans. Intanto Juve merda a tutti quanti, a voi e famiglia, come al solito. Pertanto, Io sono Manfred, alla me sinistra è Ale Agnul e sotto a basso il buon e vecchio Santin. Per intanto ci siamo noi, stiamo cercando inserire sempre di portare dentro, poi impossibile mai la Inter si vergogna, no, non voglio venire online perché ha paura di farsi via di muse, no? E su Inter allora i proporrei di fare sentito me l'audio, ecco, così io di inserire a me chi si un partecipante a Fevelà, insomma, dalla nostra bene amate. E proprio di Fevelà di che siamo reduci di una partita fondamentale di un quadrittico di partiti, là che si ne va a fare dei spons, i gobos e tutti i gufos maledessi, impestati, speravano che perdessi il pons e invece noi abbiamo perduto. Quindi due parole sulla partita con la Lazio a Roma, magari secondo guardate su qual è stato il migliore, il PS no, dalla partita. Io ho il mio PS, probabilmente non sarei d'accordo con me, ma secondo me è un pericolo, ma dopo il Fevelarin. Ci sono stati oggi, sono stati i sorteggi di Champions, e Fevelarin anche di Kel. Fevelin un po' dall'Udinese, che purtroppo non arriva proprio a fa bene, ma che magari dà poi spazio a Santin e dove magari doperò il prossimo turno di campionato Calvaresi 6 agevole per tutti quanti, a parte il Napoli che gioca con la Roma, e quindi noi dai via Agnula sto giro che è tornato appunto dall'Inghilterra con notizie fresche sul mercato dell'Inter e dai lì in davanti via di Allora, Gigannasso. hai visionato un giocatore o un allenatore, Jovic e Promettens. Allora, il Jovic Promettente si chiama Phil Foden, non sai se l'hai mai sentito. a E, casa. e dopo un allenatore mi porca sedi di denti dai nostri bandi, che non sta facendo due mal con tutte le squadrute dal sud dell'Inghilterra che si chiama Brighton. Mi pare che lui si chiami De Zerbi. Decidei tu altri, cioè, secondo me a Genar sicuramente Foden. E bon, l'allenatore per comunque cosa sta che il Calais, perché mi pare che comunque ha una mentalità vincente, nonostante come si dice, li baruffi di altre volte sul sì o no, ce l'ha fatto bene in Champions. No? Comunque, chiacchierando alla Lazio, restando anche in tema, c'era l'errore sintetic, l'Inter mi è piaciuta di brut, ciniche, spietate, cioè una grande squadra, come il Real, che stile di squadra che anche se diciamo, non è che vince soffiert, però diciamo, che dal primo tempo loro non so, cioè, hanno gestito un po' meglio la palla loro probabilmente, i Riving a vincere anche convincente, anche c'è brilla 90 minuti, un errore loro fatale e dopo poteva finire 3-4-0 alla fine, perché poi che mi è piaciuto, probabilmente che ti è piaciuto in manco a te, a me non mi è dispiaciuto, io Bisec. Insomma, qualche, qualche secondo me alle dici, alle Timo Grace, però cioè, al comincia a dare segni di danfrismo, lo dici, no? Che era Grace anche lui, dopo plan plan che le migliorerà, non sarà un quei pace di Maradona, ma insomma in difesa non lo scovente che secondo me al momento. E quindi dai, spezzo una lancia a favore di Bissek, una a favore di Barella che secondo me è tornata veramente alla grande, ha fatto anche l'assist per il gol di Thuram, leadership totale. E credo che mi è preso di Mancul un po' che sottotono siccome c'è la Noglu, ha avuto qualche problema, ha perduto una balle delle nose anche, c'è la Noglu e Mkhitaryan non gli hai proprio dal top, magari un po' di più turnover a centrocampo potrebbe essere fatto. Dutché, sono contento dall'Inter e sono contento dal campionato Castelante. Sandro. Ah, sì, anche a me la partita è piaciuta abbastanza, anche se comunque, come che dite anche a te, Manfred, che di una squadra che gioca a tre davanti si mette in difficoltà perché la lascia è stata in partita fino al secondo gol, secondo me, cioè neanche all'errore che hanno fatto loro, però fino al secondo gol loro erano lì, cioè potevi. Non sono mai stato pericoloso perché Sommer mi pare che l'ha fatto una parata sole su un errore di Cialanoglu in uscita
Ecco, sì, sì, su Cialanoglu. Però loro erano sempre lì, cioè, io le partite avevano equilibrate, dopo magari mi sbagli, e secondo me il loro punto forte era appunto che lì comunque tre attaccanti, quindi ci hanno messo tanto in difficoltà, infatti no, non arrivavano a creare, se vedi seduto all'inizio erano in questo passaggio fra i tre difensori da lavoro, però non era mai una partita, cioè una situazione diciamo così chiara da poter fare la differenza e la fa gol come che di solito ci capita, appunto perché loro coprivano bene il campo, molto stress, quindi vuol dire che la squadra è comunque allenata bene, perché comunque sennò con l'Inter è difficile insomma arrivare a partire fuori. E, è un po' questo, insomma, all'inizio un po' non dico che eri preoccupato, però io avevo una ottima personalità, come tu hai detto, Agnul, no? Però insomma era il gioco era un po' fair, quindi sì, soprattutto lavoro, aspettavi io che qualcuno di che lavoro magari creasse una situazione di vantaggio, no? Quindi saltasse l'uomo. E infatti che ad esempio Bissek è stato importante, soprattutto in certe situazioni, perché le Latvia in do tre volte, quindi la crea superiorità e lì l'ha un po' sbarellato un po' le chiartis, ecco. Per il resto anche a me la partita è piaciuta a Von, ecco. Ma quindi migliore PS per te? A me è piaciuto Bissek in assoluto, anzi perché lui ha un ale, cioè nel senso al potere suo anche di ale, no? E facendo il terzo lì in difesa, secondo me può fare la differenza, cioè lui e Bastoni finalmente se giocano insieme, Bastoni ieri non l'ha aiutato tan bene, però se avessi veramente di cominciare a sburtare anche loro e quindi a creare superiorità a centrocampo e quindi addirittura Bissek l'ha vinchiato anche in attacco, quindi è stato veramente bravo. Allora sì, allora il gioco sì ha un senso, però ripeto, 3-5-2 contro un 4-3-3 o un 3-4-2, 4-3, secondo me un po' la Lazio ci ha messo in difficoltà. Ecco. Per il PS in campo, sì, anche a me Cialanoglu non le piaciuto tantissimo, se dici la verità. No, io dico a me brevemente, allora sì, la Lazio effettivamente è la prima maggiore alla rotti di Balis, bene o male, che è pressante, dici, a al tutto, che è un po' che il nostro tallone d'Achille, no? Sei pressato lassù e quindi sarà di lavorare bene su quel discorso lì, anche perché, boh, dopo fai la ringa anche di cui cercare in Champions, ma con gli squadre effettivamente che vengono a Cirilla la balle sotto a manco io personalmente sto vedendo che facciamo un po' di difficoltà ecco. E anche invece noi vini giocatori che hanno qualità, stai pace per poter far girare la balle tocca un po', però effettivamente sto vedendo che queste robe qui succedono poche, no, con la Juve la si sta, ma con il Real Sociedad effettivamente la roba si è venuta a onde pesanti insomma ecco in maniere forte. Allora, per me il mio rincampo, o comunque il mio per me è Lautaro, per impegno, per il gol non semplice che l'ha fatto, perché comunque aveva anche sbagliato un po' il controllo no? sul secondo controllo di Zin, ha fatto un scavel che non tanto si sono magari nei quarti, ma che è un gol di grande attaccante. A Lautaro si che è cresciuto, e anche mo probabilmente i margini di miglioramento, ma lei sta diventando, sarà per la fascia di capitano, sarà perché ha diventato pari per l'ottave volte, non so, cazzo di frusca l'ha già fatto. Ma comunque, è come argentini sono così, quando hanno un po' di cash, attacchi a Montana, o domani di sera, lì a nascere in frusca, manette. No, Lautaro veramente cuore nell'azzurro, boh, impressionante. Turam ovviamente bene anche lui. Secondo me il gol che l'ha fatta l'ave fuori, o comunque l'ave sul pal. Grazie di Dio che dalla Lazio se l'è portata in parte, ma Rio Dinti, vari replay, secondo me o a beccare il palo, l'ave fuori, ma va bene stesso, perché comunque Turam si sente quando lei e si sente anche quando non lei. E quindi dicevi Lautaro bene, Bissek per me non l'ha fatto male.
mai visto al giocatore certi atteggiamenti, mi pensi come dal primo team, mi pare al 20esimo, io di lì, ha fatto un laterale, ha scavalcato il campo, tirando completamente la palla, sbilenche e regalantole alla Lazio. Se lì la Lazio aveva un po' più di Snight, non splacciava l'1-0, perché che lì sono passaggi che non si può sbagliare, sono ridotti a che livelli lì. Dopo qualche volta si fa dal fatto che il chiappe e lui la palla va su, sì, hai vero, ha un buon atteggiamento come calà Bastoni, come calà Pavard, ma ricordiamoci che Bissek è comunque un panchinaro, ha bisogno di minus anche per abituarsi a giocare in certe maniere, ma in campo gli ha aiutato anche Moca al farfallè, nel senso che al pier positions e dopo qualche chiappa la balle, sa la piert, e si comunque cagare, cioè nel senso, sono squadre che partiscono bene in contropei o in di rimesse, tu la chiappi al culo. E Bissek, spar come che l'Uviotio come l'Uviotio un giovane comunque all'Alleao Balotelli, c'è di perdonarmi il paragon, ma al fare certe leziosità, certosità, no, con la bale che secondo me Alvarez, cioè non Varesi permetti sì, giuant in braccetto di difese. Il ben alle forte, alla potenza e tutto quanto, però secondo me hai veramente anche tanti remori verso di lui, invece partiti Sommer, anzi si sta dimostrando un ottimo portiere, quindi effettivamente su tanti, anche sull'unico tir, perché pericoloso che la fa la Lazio, che magari non sarà stato il tir della Madonna, ma l'ha parato. E che vuol dire comunque anche che non ve, cioè dei guans frese e ti accius fres per tutta la partita e sei pronto al momento del bisogno, è sinonimo comunque di un bravo un gran portiere, insomma. Per il resto, la partita è ai lade comunque come che diceva anche Angelo, insomma, proprio nelle squadre parole dal campo che quando vuoi a tirare fuori, a tribù, se va a segnare, di sbomba bene, anche magari rischiati, potete chiappare un gol, ma sì, la Lazio comunque in realtà, come diceva Alessandro, non è che aveva creato, chissà c'è preoccupazione. Immobile ormai ha il fantasma di se stesso, che si butta partiere, esatto, proprio un bel mocio vileda dal Chiaf. Esatto, esatto. Numarum. Grandissimo, grandissimo. Come sono i chiavei che lo fai giocare in una certa maniera. Vabbè, comunque dai, Ma poi scusa Manfred, dici una roba su Bissek anche, no? Ma anche sulla difesa di ieri in particolare, è che lei è cioè, lei è altissimo, cioè lei è altissimo e ha una tecnica che non è tanto scontata. Infatti l'unico che pensi che arrivi a dribblare un uomo in tutta la squadra è lui, no? Quindi nonostante che sia di alto, nonostante che quindi in difesa e anche sulle punizioni, sui cross, queste robe che è importante, e lei è anche propositivo in davanti, quindi lei è un giocatore di prospettiva giovane, quindi lei è capitano della Nazionale Under 21 in Germania, se non sbagli. Quindi di conseguenza lei è veramente un prospetto interessantissimo e futuribile, perché noi in Inter non vince giocatori futuribili, cioè vince tutti i giocatori di 35 anni, no? Quindi di 30, esageri ovviamente. Però effettivamente ve un giovane così che comunque al giù che comunque tu io di scala prospettive per me alle che dopo dall'errore buttato nel balle dal centro ci sta se tutto io di alla fine dalla partita addirittura le Darmian che di sta su cioè tra senso sto io bas no e tu va su cioè tra senso cioè forse lo capisco più Darmian di Kirkalé in panchine, no? Cioè, che lui è un giocatore che può creare veramente superiorità in davanti, può fare anche il ruolo di Ale, quindi oltre a fare il difensore, può fare anche l'Ale, no? Sì, l'Ale o il Quint, come che lo clami, no? Quindi di conseguenza no, è no, veramente un giocatore importante. sono d'accordo, però per tutti i volti che l'hai veduto comunque provare a saltare l'ompa, anche tal mese di Iom, sarà perduto la palla miseramente e quindi in certe occasioni sarà anche la facciata della squadra con l'ompa in man, cool, sì, che l'era dal mio lavoro a Cubiergi, Esatto. però sì, però non lo sai, io ho bisogno di Vio di Ben che il giocatore lì. Ma Però alla di ripeto, Giua, alla di Giua, sì, se no va a sì, finire come Aslani, che per l'amor di Dio non l'ha mai brillato veramente, però, cioè, secondo me il potenziale
ottimo da giocatore. No, no, Sono ok, però d'accordo tu con te che hai. faccia errori, magari leziosità, se lascia zone di campo scoperti, però che lì si fa giocare perché se no Sì, c'è lì però dal futuro, ti aspetti riguarditi, sempre a chiori riguarditi sempre. pensionati dalla Lazio, dal Milan o dal Baraccalugo di operare come gregari per un anno intero. Se invece tu cominci a fare Sì, questi giovani, anche se sono un po' così sgraziati, secondo me si prova, si prova. E no, no, comunque ma io intendo da che un po', perché vin lui, Frattesi e vin Aslani, che cioè, bisogna monitorare io e fai giù, secondo me. Secondo me sì, Inzaghi fa bene a io sono fare. d'accordo, ma sono anche le competizioni, ovviamente come eri in tale difficoltà, quindi ti manchi Pavard, ti manchi Certo, Dumfries, Scalefore, eccetera, bla bla bla, però sì, Pavard è il titolare, per me, sì, chiaro, non sono sì, altri sì, è Sachs, qualcuno che e vuole. quindi penso che può fare esperienze, se Pavard è buono, cioè sta bene, penso che può farsi la Coppa Italia, può farsi il second team, se si in parzone di 3-0, ma io ogni volta che lui iota la formazione titolare mi cago in mano, perché provate non lo iota, perché fin come complice comunque tutta la squadra, non ben but azioni particolari di metti alla prova che sto giocatore, perché l'Udinese non ha fatto l'Udinese non ha fatto nulla, la Lazio dalla banda so di manco, perché comunque giocano di altre bande, quindi si dice che passerà il discorso Bisek, a manco io personalmente sì, alle futuribili, alle di prospettive, però sì, come si lo do per parce che si scugne, ma alle Juska facevi la gavetta anche lui dai momenti giusti, ecco. Prima di passare all'estrazione di Champions, alla squadra che va di Giua, fra qualche mese direi di Santin di Fado Perauli sul purtroppo la sfortunata Odissea dall'Udinese, che anche ieri non è arrivata a vincere, pur in vantaggio, ecco, appena distrutto il cellulare con la barriere, spaccati i TikTok, ma va bene così. E dopo però dai, su come Castellano Udinese in generale, sono ridotto appunto anche dalle ultime partite, dopo se volindisi anche andiamo sul campionato, sulle ultime partite, sì, Ma Chiale, sull'ultimo sinceramente, turno. dico la verità, io ieri io dint il Sassuolo mi sei domandato come l'Inter aveva potuto perdere punti su che squadre lì. Cioè, proprio te, hai una squadra molto, che non arrivi a comprendere, non arrivi a comprendere. L'Udinese ieri ha buttato via veramente i 3 punti, che ormai era in fas, ma prima si tabbaiava di Bisek, no, che le giovani, eccetera, eccetera, ma lì sono stati proprio dai problemi individuali, no? Su un fall netto a centrocampo, dopo le espulsioni dirette tutta la vita, no? E che lì è stato un po' il problema che ha cambiato la partita sul 2-0, no? Una partita che comunque l'Udinese stava portando in davanti tranquillamente, non varese mai. Io pensavo che il Sassuolo non segnasse neanche se la giocava lì 3-10, cioè, quindi proprio è stato un errore individuale che dopo si è ripercorso anche sui rigori, perché anche tutti e due i rigori sono veramente una roba incredibile, cioè due regai fas dei difensori, no? Quindi, tornando al discorso di prima, la squadra comunque anche ieri ha giocato, secondo me, ha giocato una buone partite, una partite che meritava comunque di portare a casa, come che meritava di vincere con l'Atalante, un'altra partita che secondo me l'Udinese aveva giocato veramente bene e che ha pareggiato alla fine, che non è neanche né la prima né la seconda volta che succede una roba del genere. E quindi il problema lì, secondo me, è più mentale, no? che di gioco. E forse aver cambiato l'allenatore a questo punto forse non ha creato neanche questo gran vantaggio, anche perché la squadra gioca praticamente dalla stessa maniera, con lo stesso modulo. Sì, non sono state fatte dalle grandi innovazioni, no? sulla fase del gioco. Quindi secondo me proprio è una questione, in questo momento è una questione mentale, no? Però il rischio è che Pierin così tanti un po', soprattutto in chiesa, prima o poi no, tu rischi di paiale. Io come non sai che sta facendo la Salernitana che giocava, perché stavi seguendo il Girona. 2-1 ha ribaltato l'Atalante. 2-1. Boh, questo Marco è sì, sono un po' in lavoro la Salernitana, però. Quindi io, secondo me, in questo momento lavorerei poi sull'aspetto mentale, perché sono stati due rigori regalati e un'espulsione regalata su un 2-0 e quindi di conseguenza bisogna lavorare tanto sul chiaff. Io penso che
Il Newf, l'hai già detto più volte, anche, ma non chi ovviamente, ma con chi tabai di soldi. Secondo me l'Udinese in questo momento ha il grave problema dal direttore sportivo, che praticamente non è. Perché nessuno al tabai di queste robe qui, però secondo me il problema maggiore è il par Balzaretti, che si chiama, era anche un giocatore della Roma o di un giocatore di Serie A. Quindi secondo me non ha neanche l'esperienza per poter portare in avanti una questione mentale, soprattutto ai giovani, perché comunque ha tanti giocatori giovani udinese. E quindi io in questa fase qui lavorerei poi sulla fase mentale, ecco, dei giocatori, più che sulla parte tecnica. Buono. Allora, passante, giuste, prima proprio di Fevelà finalmente dalla Champions, che è il territorio che non scompendi poi, e chi stu stop dalla Juve, chi stu Milan che va a sbancare il derby lombardo col Monte, se pensai sono fuochi di paglia, tal senso che la Juve, boh, si sa che col gioco mierdoso che hanno un po' disperati di arrivare in davanti per Massi. E chi stu Milan, che a me sinceramente mi fa un po' bene, perché finché 3D Pioli aveva di sé bruciato per tornare pire, come invece torna a dire, no, grande Pioli, è tornato Ibra, eccetera, eccetera. Hanno le sgravinate di infortuni, che è vero, però anche se noi Juvesi io non avrei mai mettuto il Milan in corsa per i scudetti. Quindi dai, ci che pensai proprio brevemente e dopo passiamo alla Champions. Beh, Juve è merda. Boh. Un puzzo. No, boh, la Juve è un stop, cioè, finalmente, cioè, dal senso, non è che lo aspettavo in dubbio un po' con stop dalla Juve, ho avuto il gusto che è stato il Genoa a fermaio, diciamo, tra virgolette, ma sì, a ore, diciamo che hanno avuto a cool fin come mi pare, anche tante volontà, vuoi di vincere, anche a partiti, al il Cupin, a Tinstiadù tanti volte, anche probabilmente meritando per l'energia che abbiamo tu, però dici che aveva derivato che dal formato, ma non è che bocca dal formato, che dal formato sarà che da 2-3-0 e speri presto. E per il Milan, vabbè, aveva 2-3-0 il Monza, io non dico che sono due squadre gemellate, ma eh, no, non hai voglia di fare complottista. Però buon 3-0, risultato netto, soprattutto il Monza. Il Monza aveva fatto una serie di buoni partiti, momenti di riposo. Le dichiarazioni dall'allenatore, dal Monza sono stati, secondo me, avevano espliciti per ciò che avevamo mettuto da partita, cioè ciò che se ne prepara, se la dite che loro hanno di vincere con i piccoli, se non di vincere con i grandi. Vabbè, No, va bene. a proposito di complot, si è arrivata a bevi che birre che tu hai spartate e che non si vio purtroppo, le scrivi Ah, complot. piemontese. Complotto. Noi male. Complot IPA, noi male, le bevute insieme a un buon kebabbon, comprato giusto a Codroid tornando di Udin, prima della live, giusto per arrivare proprio ben chiariati, Top. di raffreddore, di birra e kebab. Sandro, di aggiungi Alc? Ma io voi, Manfred, se metto di Savis con i cavalli per alla Juve, perché non sono arrivato a seguire bene. No, purtroppo la Juve non ha prestato un cazzo di show perché la Juve tali coppe sono e spero che non si dedichino per No, tanti quindi, guai. insomma, penso che è sufficiente dire così, perché dopo il gioco esprime di tutto il resto. Sul Beh, discorso esatto. Milan, l'unica roba che posso dire è che finalmente ha vinto un derby. Sì. Sì, sì. Ok, E ok, dai, allora, quindi io se... penso che non sia di nuovo sentito. boh, manco che il derby lì l'ha vinto, No, effettivamente. d'altronde, come diceva Prisco, il Milan è la terza squadra di Milano, no? Perché la prima E squadra è l'Inter, la seconda è la primavera dall'Inter e dopo... dopo del Milan. Buon Prisco, che diceva fra l'altro appunto che prima di sei interista ci sia anti Juventini, giustamente, ma che la di sei parducci i tifosi di tutte le squadre. Allora, dai, argomento principale, estrazione di Champions, praticamente, Napoli si è beccato il Barcellona, la Lazio si è beccato il Bayern e no, si è beccato il Ciolo, l'Atletico. E poi scusa Manfred, ma il Real Sociedad ha beccato il Paris Saint-Germain.
Sì, biele partite antiche. Mm. E nessuno fa bene anche dall'Arsenal, per esempio, che le prendi il Premier e hasta la stravinti i suoi gironi, eccetera. Però magari di che vi darei, visto che sono comunque una squadra un po' più giovane, no? Con tante individualità, che hanno un po' di esperienza internazionale, quindi l'Arsenal potrebbe essere, come si dice, la novità, come no. Ma anche Mae, che però è una mai di grande Sì, impresa sì, l'Arsenal. sì, sì, Che sì, qua che se la certo, mette in certo. su alle Doiens che sono col turbo, col turbo. E chi sta mettendo in su tutti in Inghilterra. E Ah, spero che vinci, perché San Meretti un co- scudetto. Sì, anche perché sono scudetto. 40 anni che non vincono il campionato, l'Arsenal. Esatto. Mm. Sì, Guarda, sì, io sarebbe ore. una, una provocazione ne vorrei basilare, buttate sul gruppo, che ovviamente, visto che vi beccate l'Atletico, che intanto dicono che è una, la pièce dalle mie ore, ecco, mi tiene così, dici che l'Inter era di bene. Allora, io partisco e dopo mi dicevi la vostra. Io non sono tan convinto che vi beccate più facile dalle pièce, e anche vero che non vi beccate comunque squadre magari un po' più attrezzati per la vinci, no? Come il City, il Real o il Bayern, per dire, ok? Ma saresti stati benissimi partiti ugualmente. Qual è il problema dell'Atletico? Che l'Atletico un po' giù è come la Juve, cioè di rimesse, a manco per come che la VTO, a si seri in ben lavoro e dopo a ripartisci. Però in realtà di giocatori fuars a Juan in attacco, che sono Griezmann e Morata a Mancul, sono Morata se in giornate, frate a lui voleva Inzaghi e va bene. E, l'Inter comunque con le squadre che si serin comunque prima o dopo il goluta lo fa o tramite Cialanoglu o tramite cross di Marco o di Dumfries eccetera eccetera, quindi i impossibilità, però non vorrei che si capite un po', non di soggiambe, perché da aiutarsi un po' non tutti capiscono noi soggiambe, però non vorrei che un po' anche la stampa, no, veicoli di discorsi che l'Inter era del bene, arrivando a seconde e beccate l'Atletico, eccetera, eccetera. Quindi che lì è la mia opinione. Hai comunque sicuramente i se la giuin e vin comunque possibilità di passare gli ottavi con l'Atletico. E il Napoli dice che è un scontro un po' alla pari col Barcellona per come che le mettut come però quindi a febbraio da Rin come che le mettut probabilmente il miglior e la Lazio invece è che è stata più sfortunata di Gin perché il Bayern a differenza dall'Atletico sono dai macchinisti, nel senso che a pressing tutto il team per 90 minuti, un po' come era la Sociedad, no? Cioè, nel senso, ma perché poi i partiti che hai potuto io dal Bayern, e comunque sono forza, alle poche fa, quindi dici che la Lazio è stata che poi sfortunata dalle tre. Disegni la Westre e anche come che magari si può sbattere l'Atletico, ecco, la chiave di lettura per arrivare a vincere in maniera non disagevole, ma arriva perché la di loro, il stadio loro è ne bolge. Quindi si fa Benon a Milan e la di loro può anche stampare un pareggio che tirare ben compagni, ma sì, il loro stadio le proprio per storia, le fogne di bastards maledeschi che è difficile, cioè, tante Inter non arriva a vincere là, ecco, non arriva neanche a far bene. Ditemi la vostra. Dai, partisci sarà un lavoro sintetic. Siccome non sarà di cool, tra virgolette, io speravo di beccare un forte, cioè il big. Speravo il City per subito arrivare all'esame, farlo, passarlo, cominciare a fare guadagnanti, ma poi consapevolezza in lo stesso. City o Real o Bayern che stare lì sarebbe stato perfette perché dopo al limit tu di subito c'è che tu vali lì tu di subito c'è che tu vali però come l'hanno passato secondo me non sono lato del cool e non vi scusi cioè vedi passare sì la squadra cool la rosa è migliore tra le due Caggiù è migliore e i sim finalisti di Champions i sim Prince un campionato che insomma ha anche buona sua dignità allora sono quarti mi pare in Sì. Liga giusto da Barcellona e lui non vi scusi, si deve passare appunto e basta. Che è il mio pensiero. Il ciolismo sì, va bene, si fa stanti a carà, ma alla fine
sostanze final, grandi vittorie, niente di Odidis, cioè non niente di Odidis. Nel senso che quando hanno avuto la grande occasione in Champions, cioè nel 2016, un po' per sfighe, anche annate, c'era un grande avversario di fronte, chiaramente. Però sì, non può permettersi di veppore dall'Atletico Madrid, assolutamente. Quindi magari prova già a fare la partita, cioè che il loro stile di gioco secondo me non permette già di la fare la partita là. E sai che magari la bolge da stadio, o sei, ma a che livelli lì non esiste, non esiste. Secondo me quindi vincere tutti e due. Sandro? Secondo me la squadra è adatta per essere eliminate dall'Inter. Io ho già veduto spesso l'Atletico Madrid e Cichistan. Allora, loro giochi come no, esattamente tra la stessa maniera, cioè un 3-5-2 e noi siamo la squadra più in assoluto più forte che utilizza il 3-5-2, no? Quindi di solito anche noi, anche tra i campionati italiani, giochi contro squadre che fanno il 3-5-2 non è per nessuno, cioè o loro cambiano il metodo di gioco, che è molto più probabile rispetto a Inzaghi, se no secondo me non vorrei di avere grandi problemi se passa il turno. E mi sbilanci perché loro è vero una squadra che sta molto in difesa, ma cioè ha comunque un buon centrocampo e davanti dopo può in 6 giornate può fare la differenza. Quindi però noi siamo più forti, quindi se veniamo i varessi di passare il turno, anche perché come sta dicendo il calendario, no? Cioè noi giochiamo il 20 febbraio, la settimana prima giochiamo Inter Salernitana in chiesa, ok? E la settimana dopo i vin Lecce e Inter. Al ritorno i vin il Bologna, Fortiase, prima della partita, e dopo i giochiamo col Napoli. Si rivinga a vincere bene la prima partita che speri che faccia un po' di turnover contro la Salernitana o non giù nessuno dei titolari, secondo me che partita lì varresti di portare a casa e dopo magari lì là a gestire, cioè lasciare un po' più il ballone a loro e io di un po' come fa. L'ideale, come che lo dissi prima, visto che loro giocano un 3-5-2, sarebbe magari di mettere un ponte o un trequartista in modo da l'appressaio subito alto, un po' come che l'ha fatto il Real Sociedad, che fra l'altro là io ha massacrato. E quindi magari là proprio te fa une partite difensive, ma in una certa maniera, come poi dire, intelligente. Mentre in Sì, sì, chiesa, sì. come ti dite anche prima, insomma, l'equilibrio, cioè il calendario ci dà anche una mano e quindi secondo me i varessi di passare il turno. Io penso che sia di proprio te la squadra adatta per passare il turno. Forse addirittura migliore che non il Borussia Dortmund, che sono sempre tedeschi, quindi non si sa mai che tiri in fuori qualche... Borussia Dortmund invece anche col Milan ha 3 attaccanti giovani davanti, e sono fuori, quindi magari sono giovani, quindi possono essere un po' croce e delizia, magari a becking la giornata è buona, ti fai in 2 o 3 gol e ti sei sfottuto. E invece Ok. con l'Atletico, io sono comunque molto positivo per il passaggio del turno. Magari sarei smentita alla grande, ma queste volte pensi di essere sicuro di questo. Ok, allora mi pare che si quasi arrivassa esatto al tempo a nostra disposizione. Mi pare che non è nulla da aggiungere a sto giro. Il prossimo turno al Varese 6, come ti dicevi, un turno a Bonde alla Nestre Portade, come che dalla Juve e dal Milan, a parte appunto il Napoli, che giù è un'interessante partita con la Rome. Io intanto su ringrassi e ovviamente a tutti quanti che hanno chialing, non seguiscono eccetera, iscrivete pure al canale, scrivete tutti i commenti che volete, attivate la campanella, mettete il like, tutti i vari robis e supportateci perché veramente poi rivenga a fare un solo di poi plank plank i crescenti al canale, rivenga veramente anche a clama c'è scugni paiale come quasi tanti altri, vini intenzione appunto di fare hospice e prima o dopo Juvarin, non state preoccuparsi, magari anche qualche femmine, sperin i già in mente un due o tre personalità, ma bisogna cercare di convincerli, perché sapete che le femmine comunque di sei perfetti sa video e quindi magari facciamo una roba senza video in audio, un po' per fevelare anche dal Pochi punto di family sono vista sei a video.
assolutamente. Quando sei a video. Quasi dici una loro, se vuoi di... Perché si Sai alzi le che... visualizzazioni, no? sai come che funziona come tu vai io di un video che ti fa io di un par di tettons così, tu vai dentro il video non le nuie e alla fine è giusto il frame, no, di thumbnail. C'è cranie che è il mondo all'internet e dalle tetis. Io non così, metti le tetis di Bissek. Esatto, no, mi tingi di Bisek. Va bene, dai, ragazzi, Juve merda Viva. di nuovo a tutti voi, buone gnot, io e voi a farmi un po' di tecchiate, un po' di infusos, che se prendi raffreddore. Vola snapper, Manfred. Lo sai, ma non l'hai finite Esatto. domani, l'hai finite domani. E comunque non si sentin per gli auguri natalizi dopo il prossimo turno di campionato, va bene? Grazie a tutti, Benissimo. ragazzi, Viva Mandi, l'Inter! sempre. mandi. Buone gnot, ciao. Ciao.